Ad Arcore nasce la coalizione A4, a Mestre in tour elettorale. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio presenta Pierluigi Paragone, giornalista, ex direttore della Padania e conduttore televisivo, arruolato nelle fila dei grillini. Questa è una serata per noi molto importante perché io voglio ringraziare pubblicamente Gianluigi Paragone per aver preso parte alle liste che formeranno il futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle nella 18ª legislatura. Anche con Gianluigi Paragone andremo al governo di questo Paese e Gianluigi porterà la sua storia personale e professionale, soprattutto nella lotta per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, per i temi legati all'economia, i temi legati ad una finanza più etica. E Paragone a Marghera con Di Maio ha incontrato alcuni risparmiatori coinvolti nel crack delle banche venete, a cui ha illustrato il suo progetto di commissione permanente sulle banche, ricordato il ricorso dei pentastellati alla Corte europea per un totale risarcimento. Un giornalista tra i candidati dei grillini, categoria notoriamente poco amata dal movimento, un movimento indubbiamente che scardina il suo proverbiale rigore. Abbiamo sempre fatto i dovuti distinguo. Per quanto riguarda Gianluigi, noi abbiamo sempre riconosciuto a lui la sua forza anche nell'essere sempre in controtendenza e sopra le righe nel portare avanti delle battaglie, ed è per questo che ci onora la sua presenza nelle nostre liste. Per il resto non cambierà niente come rapporti con i media, con la stampa? Beh, quando ci sarà da querelare, quereleremo sempre. Senta, Renzi vuole abolire il canone Rai, voi avete che idee? Non vado neanche su quella cosa lì. Prego Gianluigi, vai, dici qualcosa. Direi che dopo tanto tempo passato a mettere a fuoco la crisi del paese, a mettere a fuoco quelle che sono le difficoltà di un paese reale, credo che sia arrivato anche per me il momento di passare alla fase costruttiva, propositiva. Avevo in mente alcune cose, ne ho parlato con Luigi, che ringrazio per la disponibilità. Ovviamente quando cominci un nuovo percorso devi cominciare dalla casella del via. Io non ho mai sopportato i cooptati e quindi ho bisogno assolutamente di una investitura, di un passaggio popolare. Ecco perché mi sembrava giustissimo cominciare dalle parlamentarie. Abbiamo tante cose da dire. Secondo me la fondamentale è che per la prima volta qualcuno dirà che il conto stavolta lo paga la finanza e non più l'economia reale. Di Maio glissa, o meglio non risponde al tema globale dell'informazione, dalla RAI all'emittenza privata, ma ribadisce dopo un giro in barca a Porto Marghera l'aiuto alle imprese tra i punti del programma. Gli incontri con le imprese mi confermano sempre una sola cosa, che vogliono essere lasciate in pace dallo Stato. Basta 1000 leggi, una legge ogni 2 giorni e mezzo, basta con le 100.000 leggi di rango nazionale, cominciamo ad eliminare un po' di leggi, è l'unico modo per sburocratizzare. Presenteremo un elenco di 400 leggi che elimineremo dall'ordinamento italiano e che permetteranno agli imprenditori di essere più felici e più liberi di agire. Grazie.